Finalmente si passa alla fase più operativa e fattiva per la somministrazione dei vaccini anti-Covid nella nostra città. Sarà infatti pronto da lunedì il nuovo centro vaccinale che si aprirà al Palacongressi di Agrigento al Villaggio Mosè. Una notizia già annunciata e confermata dal primo cittadino Franco Miccichè in occasione della conferenza stampa che si è svolta ai Filippini. Oggi arriva anche la conferma in un suo video da parte del commissario Zappia dell'ASP. Si somministreranno infatti in una prima fase vaccinale presso la struttura congressistica, afferma Zappia, 1200 vaccini al giorno, poi si alzerà il numero fino a 1680 quotidiani per arrivare alla massima somministrazione di 2160 dosi al giorno. In 10 giorni, afferma il commissario, dovremmo arrivare alla somministrazione totale di 36.720 dosi. Un ottimo segnale, finalmente qualcosa comincia a muoversi più speditamente in una struttura certamente più confortevole e sicura che quella dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove finora non è stato un ottimo esempio da seguire per organizzazione, sicurezza e logistica, considerando anche le tante segnalazioni arrivate alla nostra redazione. La nostra provincia la settimana prossima, da lunedì 8, dove sarà il giorno dell'inaugurazione, avrà un punto, un hub vaccinale importante che è quello del Palacongressi. Il Palacongressi è una bellissima struttura sita nella nostra città di Agrigento. Vedremo lì a regime 45 punti vaccinali, quindi diventa uno sforzo importante per poter somministrare un numero di vaccini abbastanza significativo. Nella nostra programmazione abbiamo, nella prima settimana di somministrazione, abbiamo l'attivazione progressivamente da 25 fino a 45 punti vaccinali, quindi da 1200 vaccini al giorno che verranno somministrati all'interno dell'hub del Palacongressi. Arriveremo con una progressione a 35 poltrone vaccinali, a 1680 vaccini al giorno, per arrivare a 2160 vaccini al giorno, che nell'arco di 10 giorni sviluppano circa 36.720 vaccini, quindi iniziamo a somministrare dei numeri importanti. Quindi capite bene che la nostra organizzazione si sta spendendo prioritariamente per garantire alla nostra provincia un numero di vaccini sufficiente per poter uscire nel più breve tempo possibile da questa paura, da questa pandemia, e vogliamo uscirne nel più breve tempo possibile. Il fattore limitante di tutto questo sono i vaccini, ma confidiamo che man mano che si andrà avanti con le settimane, all'AstraZeneca, del quale ne sono arrivati 100.000 per tutta la Sicilia, quindi una quota sarà anche per noi, riusciremo poi con il Johnson & Johnson ad avere dei numeri più importanti per arrivare a questi numeri. 2160 vaccinazioni al giorno diventano dei numeri importanti e ci porteranno lentamente all'inizio, ma sempre più speditamente cammin facendo, all'uscita da questa benedetta sfida che ci avvolge tutti, diciamo che è abbastanza avvincente anche per noi operatori. Io faccio due considerazioni. Abbiamo avuto, in conclusione, uno sforzo enorme per fare in modo che questi 16 punti vaccinali che già conoscete, ai quali si aggiunge l'hub, potessero essere a disposizione delle persone. Ci siamo sforzati di fare in modo che la vaccinazione avvenisse in maniera, diciamo, anche confortevole oltre che agevole per le persone. Abbiamo avuto qualche brutta esperienza e quindi abbiamo sbagliato in alcune somministrazioni, perché avrete anche voi sentito che ci sono state alcune persone che sono state costrette a venire 2 volte. Io ho telefonato personalmente alle loro famiglie per scusarmi di quello che è stato il disagio che gli abbiamo provocato. Loro hanno recepito, ma già l'indomani sono state tutte prontamente vaccinate. Ovviamente hanno gradito molto anche questo atto di delicatezza nei loro confronti, per me doveroso, e devo dire che anche loro hanno ringraziato il personale per la gentilezza, per la delicatezza che ha avuto nei loro confronti.